Ora in onda la rassegna stampa. Mettetevi comodi, perché sarà una rassegna stampa che, cioè, non dura 2 ore, ma dura almeno 20 ore. Oggi porteremo a un certo punto l'antipastino, l'aperitivino e c'è poi la coperta per farvi il sugnette, perché ma io non ho mai visto che voglia di lavorare che non hanno i giornalisti in questo weekend. Hanno riempito, gonfiato i quotidiani, ce n'è di tutto. Mamma mia, io non comincio neanche, ma non comincio, ma dai, Francesca, che facciamo? Che facciamo un giro a Roccaraso? Andiamo a Roccaraso, siamo noi la Mosca Bianca, un padano a Roccaraso. Ehi, trovarne uno, dico io. Ma no, è andata bene, nonostante tutto. Perché pioveva, non c'era la neve, c'è persino un napoletano diceva che so scemo, ma scusami, non ci voleva tanta fantasia. Tranquilli che tra poco arrivano da noi, qualche ora in più di viaggio e partono una settimana prima, arrivano i napoletani. Come se non ne avessimo già abbastanza. Ecco il Semivarin secessionista che salta fuori alle 7:30 del mattino. Buongiorno. Sì, sono proprio io, Semivarin. Come state? Come state? Passato un buon weekend? Siete entrati indenni nel mese di febbraio? 3 febbraio 2025. Il buongiorno si sente dal Varin. Sono io che mi occupo di rassegna stampa in questi mesi. Devo dire a malincuore, perché so che molti di voi eravate abituati al grande Giulio Cainarca, naturalmente, ma lui ha deciso che questa patata bollente la doveva lasciare a qualcuno, e quel qualcuno si è girato e dice: chi cazzo la lascia? Sammy Varin, perché bisogna sdrammatizzare, perché è un momento in cui bisogna fare un pompa con tutti i quotidiani, cercare di fare di tutta l'erba un fascio e di dire sì, è tutto un magna. E quindi cerchiamo di togliere solo il bello dei quotidiani e mettervelo lì sul tavolo. Ed è quello che cercheremo di fare anche quest'oggi, cercando davvero di portare un po' di buona politica sui vostri tavoli, sulle vostre colazioni. A proposito, voglio qualche selfie, è un po' che non me li mandate, voglio qualche selfie mentre ascoltate Radio Libertà, la voce di Sammy Varin. Fatevi una fotografia con la vostra radiolina, col vostro televisore sul canale 252, sì, mi voglio vedere in TV, dai, voglio una storia su Instagram, taggate Sammy Varin e Radio Libertà per dire "Uè, ci sono anche io, Sammy Varin, io ascolto la tua com'è che si chiama? No, non è una rassegna stampa, quella roba lì, insomma, ti ascolto". E ci sono quelli che non faccio in tempo a iniziare, che già mi hanno spento, come ad esempio Marcello di Ostia, che può seguirti solo la sera in podcast. Quindi, in poche parole, sto parlando senza Marcello. Marcello è uno di quelli fighi, perché lo sa che la sera torniamo in onda dalle 20 alle 21 in replica con il meglio e il peggio della rassegna stampa. E quindi, cari amici della sera, ciao. Se volete scrivermi, fatelo pure anche in differita, perché io poi la mattina leggo i WhatsApp. A proposito, diamo il numero 340 6709 659 per tutti quelli che vogliono darci il buongiorno o il cattivo giorno, come Marcello, che giustamente persone che lavorano in Spagna e Portogallo mi hanno fatto vedere sulle loro bollette che luce e gas costano molto meno che da noi. Forse è arrivato il momento di smantellare ARERA, che è diventato uno stipendificio inutile e dannoso. Caro Marcello, un tempo si diceva andiamo sull'ARERA col fucile. No, ma loro dovrebbero soltanto rilevare, ecco, l'andamento dei costi. No, sono un po' come Gimbe. Mamma mia, Gimbe. Quando dico Gimbe penso sempre allo scimpanzé. Gimbe. Oggi c'è una polemicuzza su Gimbe, perché qualcuno in Fratelli d'Italia ha alzato il sopracciglio dicendo ma questi sono
comunisti. Ma va, abbiamo scoperto che quelli di Gimbe sono comunisti, ma dai, ma non ci crede nessuno. Torniamo sull'argomento. Vi dicevo oggi una rassegna stampa che non comincia mai perché Semivarin tergiversa, ma che è strapiena di argomenti. Cioè oggi si parla chiaramente di dazi, si parla di mega, non maga, mega, e quindi ragazzi un'Europa nuova, magari un partito nuovo, chi lo sa, di Musk europeo. Si parla di clandestini, si parla di Vannacci intervistato da 2 quotidiani oggi sulla Verità, sull'URP, super intervista a Vannacci. Si parla dei ragazzotti che non si fermano all'alt dei carabinieri della polizia, ma sai che sono sempre più? Cioè questi 2 deficienti a Milano hanno lanciato la moda, adesso sempre più ragazzacci non si fermano all'alt dei carabinieri. Ma è di moda, ma fa figo! Ma siamo tutti deficienti. Si parla di Federica oggi, intervistato anche lui, si parla di Zelensky che dice oh che cazzo non mi pensate più a me, e dice attenzione a non pensare all'Ucraina perché porta una sfiga della miseria. Subito certo, Pierluigi è il primo. Pierluigi è il più bello. Eccolo qua, il selfie con l'autoradio. Pierluigi in A4. Bene, bene. Come si circola in A4 alle 7:36? È una goduria, posso immaginare, con tutte queste corsie. Dai, un tempo non c'erano. Buongiorno Pierluigi, grazie per il selfie. Buongiorno, spedite a me. Certo, non ho detto il numero. 340 6709 659. Selfie con foto della vostra radio DAB, autoradio, telefonino, ci potete prendere in tutti i modi, da casa, sul canale 252, diciamo che non c'è che l'imbarazzo della scelta, ma i più internetari ci facciano una bella storia, certo, fate una storia riprendendovi mentre godete della rassegna stampa di Semivarin e poi ci taggate Semivarin e Radio Libertà. E che ci vuole? Agenzia ANSA, ci hai parlato per 10 minuti. Trump, presto i dazi anche contro l'Unione Europea. Oggi parlerò con Canada e Messico, ragazzi, ci fa paura Trump, e oggi su tutti i quotidiani c'è una paura incredibile. In pochi però invocano l'unica via di scampo, quasi quasi mi faccio uno shampoo, cioè la Meloni. In pochi osano perché, sai, quelli di sinistra già schiumano di rabbia. Se poi tirano in ballo la Meloni, che c'ha pure l'avviso di garanzia, ma che è l'unica speranza per non avere i dazi. Corriere della Sera, guerra sul fentanyl è altro argomento del giorno, dai laboratori in Cina ai boss messicani. Così il farmaco che fa strage di americani ha spinto Trump verso i dazi. Questa è l'apertura del Corriere, che subito sotto mette Musk che lancia mega, l'Europa torni grande e controlla 5.000 miliardi di fondi USA. Quindi un Musk sempre più potente, sempre più potenziato dallo stesso Trump, che fa chiaramente molta paura alla sinistra. Su Repubblica, Vox, Le Pen e neonazi, cresce la galassia nera con cui Musk punta, leggete qua, a far saltare l'Unione Europea. Ci va giù pesantissima Repubblica, sia nel sito elettronico che nel cartaceo, punta a far saltare l'Unione Europea. Salta, salta, pompa, pompa, così i repubblicani, no, quelli di Repubblica, la mettono giù. È chiaro che siamo tutti preoccupati dei dazi, ma sappiamo che la Meloni c'è. Prima c'era Berlusconi, adesso c'è la Meloni, e quindi la Meloni ci salverà. Dico, ma dite che ci lascia andare così verso la morte? Ma per favore. E oggi è lunedì, non c'è Avvenire, quindi posso stare più tranquillo. Andiamo subito sul Corriere, dai. Allora, guarda l'apertura un po'. La Cina contrattacca sui dazi USA. Anche Messico e Canada annunciano la linea dura. La Casa Bianca a Trudeau: diventate un nostro Stato.
presto misure altrettanto severe, così la Cina contrattacca sui dazi USA, vertice UE con Meloni, piano per trattare con Trump. La cosa pazzesca è che la Cina contrattacca sui dazi USA e vuole ricorrere al WTO, al commercio mondiale, che io mi rotolo per terra da ridere, perché per decenni abbiamo sostenuto la Cina, anche ai tempi di Prodi, la Cina è vicina, attraverso il WTO era un paese, sì dai, insomma, che si stava tirando su pian piano, doveva essere aiutato. Quanti soldi abbiamo dato alla Cina facendo gli sconti, sovvenzioni di ogni tipo, e adesso la Cina vuole ricorrere al commercio mondiale? Mi continuo a rotolare in terra da ridere, ma sul Corriere in prima pagina c'è naturalmente il nuovo movimento. Musk lancia mega l'Unione Europea torni grande. Di spalla anche il farmaco droga, boss e laboratori, l'affare fentanyl. Di spalla alla spalla si parla di migranti sul Corriere. Eh sì, perché nel weekend io facevo finta di niente, firo lì, firo là, ma è arrivato l'ennesimo scempio, la doccia fredda infinita verso le decisioni del governo in tema immigrazione, e quindi li hanno rimandati indietro pure questi dall'Albania. Va bene, il governo non ferma l'operazione Albania e pensa a un ricorso. Ora, io già, forse non lo sapete, ma in questa rassegna stampa siamo gli unici che vi danno modo di dire al volo un parere su quanto vi sto raccontando, inviando un messaggio WhatsApp al 340 6709 659. Ecco, io chiedo un consiglio a questo punto. Che cosa facciamo con questi immigrati che vengono beccati in mezzo al mare, vengono selezionati, tu da dove arrivi, tu come stai? C'è raffreddore? No, se c'è raffreddore no, ci mancherebbe, vai subito in Italia che ti curiamo, eccetera. Gli altri, quelli che non sono malati, quelli che appartengono a determinate categorie, che non sono deboli ma sono forti, li mandiamo in Albania, dove lì si deciderà cosa farne. I giudici ce li continuano a rimandare in Italia. Che cosa ci potete consigliare di fare? Perché io sinceramente, più tardi c'ho anche Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, che cosa le chiedo? Davvero? Non so più che cosa fare. Andiamo avanti con questa, lo posso dire ormai anche io, manfrina, avanti in tre, perché adesso non vorrei farmi interprete anche di una certa sinistra, ma sti giochetti di portare avanti 50 immigrati di qua di là costano. Scusate i verbi, ma se mi date per favore un consiglio, o aspettiamo il 25, il 25 febbraio, intorno al 25 febbraio, che l'Europa decide. A questo punto giochiamo a ping pong con gli immigrati ancora un po', e poi a fine mese non sarebbe male sta roba, datemi un consiglio, sono veramente in ambascia, sono in ambascia. Così quindi il governo non ferma l'operazione Albania e pensa a un ricorso, scrive il Corriere. Dopo il rientro in Italia dei 43 migranti che in nave erano stati trasferiti martedì scorso in Albania, il governo dice che andrà avanti, pensa a un ricorso contro la decisione dei giudici, insorgono le opposizioni. Tra le segnalazioni sul Corriere, meno male, picchiato alle Canarie, è stato arrestato l'aggressore. Ricordiamo che questo Salvatore si trova in coma con il cranio fracassato. Mogliamo il Corriere, poi ci ritorniamo perché ci sono belle notiziette anche lì. Il vostro giornale migliore, lo so, lo aspettate sempre, il Fatto Quotidiano. In centropagina, Albania flop, il governo vuole i giudici di appello à la carte. Disperati sui migranti, non sanno più come aggirare il diritto europeo. È vero, un tempo erano i migranti disperati, adesso è il governo fatto da disperati che non sappiamo più che cosa fare. T'ho detto, attendiamo un vostro consiglio, ascoltatori di destra, di sinistra, che non andate più a votare da tempo.
vi prego un consiglio, scrivetemelo 340 6709 659. Cosa facciamo con questa storia dell'Albania? Noi li portiamo lì e appena arrivati, cioè non hanno ancora mollato le valigie, e c'hanno anche le valigie perché non lo sapevi, e immediatamente bisogna riportarli in Italia. Perché non arrivano da zone sicure, perché ormai insomma in Egitto c'è il pescecane che ti mangia e nelle altre zone c'è sempre comunque qualcuno che ogni tanto sparacchia un colpo e non va bene. Ma anche perché poi ste robe, cioè scusami, non possiamo più espellere nessuno in Egitto a questo punto, senza fargli il giochetto di portarlo in Albania, ma chiunque qui in Italia fa cazzate non ti posso più rimandare indietro perché c'è il pescecane cattivo in Egitto? 340 6709 659, scrivetemi. Sul Fatto Quotidiano, in taglio altissimo, dopo il DL liste di attesa varato in fretta e furia per le europee, mancano 5 decreti attuativi su 6. Fratelli d'Italia attacca il Gimbe che lo dice. Anche la matematica è un'opinione. Attenzione, taglio altissimo sul Fatto Quotidiano, ma explosion, questa notizia esplode su altri quotidiani, perché il Gimbe fa notare che mancano ancora i decreti attuativi sul DL liste di attesa e quindi siamo sempre qui ad attendere. Attendiamo il DL sulle liste di attesa. Un'attesa nell'attesa che fa arrabbiare il Gimbe, e Fratelli d'Italia dice: ma questi sono comunisti. Scusate, ma quando parlo di Gimbe cioè, non so perché ti manca un po' il fiato, dici ma ci avrà mica il Covid. Proprio su quello signori abbiamo avuto qualche problemino col Gimbe. Gimbe. Chi sono quelli del Gimbe secondo voi? 340 6709 659. Chi vuoi che siano? Stanno lì a guardare, rilevano, sono indipendenti. Mollo il Fatto Quotidiano, vado sul Giornale. Eccolo lì, il titolo principale è forse il giornale che più punta su questa nuova Europa, signori, che riguarda tutti noi. Appello ai sovranisti, titola oggi il Giornale del lunedì, il piano di Musk per l'Europa. Vai, Mr. Tesla lancia un Make Europe Great Again. Ma che Europa è creata again. E pensa a una piattaforma per esportare il trumpismo. Occhi sul summit dei patrioti a Madrid. Il ciclone Musk, scrive il giornale, arriva sull'Europa e insieme al vento di cambiamento soffia anche quello delle polemiche, perché dopo aver contribuito non poco all'elezione di Donald Trump negli Stati Uniti fino a diventarne braccio destro, sostenendo con i suoi finanziamenti e i posti in serie il movimento MAGA, Make America Great Again, adesso l'uomo più ricco del pianeta lancia il MEGA, Make Europe Great Again, sbarcando di fatto nel vecchio continente. Tutto per un tweet su X, ragazzi, ha fatto solo un tweet, un'operazione politica globale mai vista prima. Per i critici di Mr. Tesla un'invasione di campo che sa di ingerenza, ma il ciclone è così, quando arriva lo fa in maniera dirompente. Ragazzi, anche qua giudizio subito, mi raccomando, com'è sta cosa? Vi iscrivete al Make Europe Great Again. Chi ci mettiamo come rappresentante qui in Europa? Qualche piccolo indizietto ce l'avrei. 340 6709 659. Scrivete a Sammy Varin che io tra 10 minuti leggo i vostri messaggini. Attenzione, sì, già alle 8. L'editoriale di Francesco Del Vigo, siamo sul Giornale. Se l'europeismo arriva da Marte. L'alieno Elon Musk suona la sveglia a una sonnolenta Europa. Di fronte all'ultima dichiarazione del patron di Tesla c'è già qualcuno che si lamenta, denuncia l'ennesima ingerenza e si indigna, come se gli si potesse tappare la bocca persino su X, cioè sul social network che si è comprato alla non popolare cifra di 44 miliardi di dollari per poter dire tutto ciò che gli passa per la testa. Invece ci sarebbe da riflettere e avere paura più della nostra passività che del suo iperattivismo.
corporativismo. L'ultima cosa che gli è passata per la testa appunto è MEGA, acronimo di Make Europe Great Again, rendi l'Europa di nuovo grande, il calco dello slogan della campagna elettorale di Donald Trump trasportato nel vecchio continente. Gente, unitevi al movimento MEGA, ha scritto l'uomo più ricco del mondo sul suo profilo social, raccogliendo più di 60 milioni di visualizzazioni in poche ore. La proposta provocazione arriva poco dopo la durissima polemica dell'imprenditore con il primo ministro britannico Starmer e il rumoroso endorsement per l'AfD, il partito della destra radicale tedesca, un Musk sempre più politico, sempre più interventista e sempre più europeo. Ma il problema è un altro: la boutade maschiana mette alla berlina l'inettitudine politica di un'Unione Europea sempre più divisa, lontana dallo spirito dei tempi e dalle richieste dei cittadini. Paradosso per paradosso, MEGA è la proposta, sentite qua, più europeista che sia stata avanzata negli ultimi anni. E non l'ha fatta un europeo, bensì un miliardario sudafricano con cittadinanza canadese naturalizzato statunitense che pensa di colonizzare Marte e crede in un futuro multiplanetario. MEGA, rendere l'Europa di nuovo grande, cioè immaginare un vecchio continente unito non solo economicamente ma anche politicamente e militarmente nella difesa dei tanti interessi comuni, perché in un mondo di superpotenze divisi non si va da nessuna parte e al momento il peso politico di Bruxelles sullo scenario internazionale sembra più micro che mega. Un'idea talmente ovvia e banale che poteva venire solo a chi non è assordato dalla canea dei campanilismi di un'anziana Europa che ha smesso di credere nel futuro. Vedete che entusiasmo c'è quest'oggi sul quotidiano Il Giornale per MEGA. Questo era l'editoriale di Francesco Del Vigo. Tra i richiami: la guerra delle tariffe. La Francia risponde alla sfida dei dazi, colpiamo gli USA. E alta tensione sul fronte di quella che è già una vera guerra dei dazi. Reagiscono dopo una prima fase di prudenza anche l'Europa e alcuni paesi come la Francia. Sempre richiami: l'anniversario dal giuramento, mi viene sonno, i 10 anni di Mattarella, non volevo mancarle di rispetto, ci mancherebbe, il sonno ce l'ho davvero, Presidente, re della Repubblica. Una festa, in realtà per Sergio Mattarella non c'è niente da festeggiare visto la situazione politica, e comunque ne parla, sappiatelo, anche Il Giornale tutta settimana che stiamo facendo la festa. Migranti dall'Albania, Arci, Salis, PD, ecco la rete che vuole abolire i confini. Pur di attaccare il governo, associazioni e politici di sinistra finiscono per schierarsi dalla parte dei migranti illegali in Italia. Ci torniamo signori, lasciamo Il Giornale e andiamo, mamma quante notizie quest'oggi, non ce la farò mai, non ce la farà mai, Il Resto del Carlino. Guerra dei dazi. L'Unione Europea avvisa Trump, ma in centropagina forse la cosa più bella che si poteva mettere, ragazzi, una famiglia. Oh, il selfie con una famiglia a tavola. Che famiglia è, signori? È la famiglia Varin. Ci sono io, ci sono i miei figli, ma sì, giuro, ma non ci assomigliano mica tanto, quello non sono mica io. Vabbè, fate finta che sia anche la famiglia Varin, perché papà, mamma e 3 figli a Bologna, così non buttiamo cibo. Cosa vuol dire? Sono andati, quelli del Resto del Carlino, a casa della famiglia anti-sprechi. La signora Nadia, come ogni giorno, apre il frigo e controlla uno a uno i vasetti dello yogurt, le confezioni di latte, i formaggi, le verdure. Ogni settimana bisogna raggiungere l'obiettivo: tagliare 50 grammi di spreco alimentare. Sfida che la famiglia Fantuzza di Bologna, composta da marito, moglie e 3 figli di 22, 20 e 9 anni, non ha nessuna intenzione di perdere. Da 2 anni affronta la Spreco Zero Challenge 2030. Noi chiaramente non facciamo nessuna gara, però è un invito a sprecare il meno possibile. Devo dire, nella famiglia del sottoscritto, la famiglia Varin di Cassano Magnago, vige questa regola: non si butta via assolutamente niente.
E devo dire, pian piano, i miei figli compiono 14 anni venerdì e effettivamente gliela sto inculcando la cosa. Ieri è successa una roba pazzesca, cioè praticamente la Tabata ogni tanto gli viene fame, raramente, ma ogni tanto sì, e mi ha chiesto le patate del mezzogiorno, era quasi sera. Papà, ci sono ancora le patate al forno di mezzogiorno? Le avevo buttate via. Ma porco, che ne erano avanzate anche poche, ragazzi. Mai più pensavo che la Tabata mi chiedesse le patate al forno di mezzogiorno, era mezzo piatino, le ho buttate via. E lì mi è crollato il mondo addosso. No, Tabata, le ho buttate via. Le volevo andare a riprendere in pattumiera, ma vabbè, fino a quel punto non arrivo. Però capite, non bisogna buttar via niente. Chiaro che se tu apri il mio freezer è colonizzato da tanti sacchettini, non si muovono perché sono congelati, però con dentro la pasta asciutta avanzata, il risotto avanzato, tutte. E io pian piano queste cose in caso di necessità le sgelo e per fortuna hanno inventato il forno a microonde, adesso c'è anche quell'altra che fa tutto con l'aria, ecco. E secondo me davvero dobbiamo cominciare a lavorare in questo modo. Chiaro che c'è chi fa una guerra al microonde, mio figlio Elia ad esempio ha cominciato a odiare il microonde, forse sono stato proprio io con tutti questi avanzi, però ragazzi, lanciamo questo messaggio: buttiamo via il meno possibile. Tutto si può riutilizzare anche per chi ama far da mangiare, inserendolo in ingredienti ulteriori, facendo squisitezze alimentari ancora più farcite. Pensateci, guarda che belle meditazioni che Semivarin in bilancia alle 8 del mattino, dai. Caso migranti, sì, va bene, siamo sempre su QN. Fratelli d'Italia pensa a una stretta sulle toghe, Gli diamo una pelliccia di ermellino un po' più stretta, chissà mai. Ancora, certamente Roccaraso, i TikToker fanno flop a Roccaraso, pochi bus di sciatori, negozi chiusi. Ecco, sta roba dei negozi chiusi non l'ho mica capita, sinceramente. Voglia di lavorare saltami addosso, ma pioveva, ma la neve quasi non c'era. Boh, mi sembra una strunzata questa roba, perché dico, questi arrivano, sì, va bene che si portano adesso il panino da casa, non sporcano i napoletani, non sporcano più, però i negozi chiusi mi sembra una cavolata la domenica, non sono mica i centri sociali che arrivano a devastare tutto quanto, vabbè. Io, Bobby solo e 80 anni di me, signori, se oggi comprate il resto del Carlino, una bella intervista al grandissimo Bobby solo. Mi sposto, me ne vado avanti, sta per arrivare la pausa delle ore 8, durante la quale ascolterete un pezzo di musica indipendente. È tornata Veronica Rudian, pianista di Borgo, da quelle parti lì verso la Liguria, eccetera. Ha fatto un album bellissimo, se non lo avete mai sentito dovete cercarlo sugli store digitali, su YouTube. Prima però il tempo, eccolo qua, l'inchiesta del Tempo, gli affari sporchi della sinistra, i Dem attaccano Meloni sulla gestione di Al-Masri, ma dimenticano trattative opache, intrighi e business con il libico e altre canaglie quando erano al governo. Siamo sempre sul quotidiano Il Tempo. Ci parla anche di questo Tommaso Cerno, il direttore, il caso Al-Masri e i segreti di Pulcinelli. A proposito della Schlein, la tenaglia sulla Schlein, Elli schiacciata tra il flirt Conte-Franceschini e la rinascita dell'Ulivo. Una manovra tenaglia rischia di stritolare la Schlein, da una parte l'idillio tra Conte, 5 Stelle e Franceschini, dall'altra la rinascita dell'Ulivo di Prodi. Sul quotidiano Il Tempo quest'oggi un'intervistina, sì, perché poi c'è quella ona sulla Verità, al generale Vannacci, che però dice una frasettina sibillina: il generale e le regionali, Vannacci e il Veneto
non dico che mi candido, ma non lo escludo. Sono capaci tutti di dire così, però chiaramente, ci accigliamo e ci viene quasi voglia di acquistare il quotidiano Il Tempo, che parlerà anche certamente di cartabellotta e di Gimbe. Gimbe, dopo ve ne parlo, non scappate. Chiudo prima della pausa con il titolo principale di Repubblica: il partito europeo di Musk. Il miliardario consigliere di Trump lancia il movimento nazionalista MEGA, Make Europe Great Again, un appello per unire le destre contro l'Unione Europea, così la mette Repubblica. Il post su X ha ricevuto l'adesione di sovranisti e di suprematisti. Ma Berlino, subito sotto, in piazza, la piazza di Berlino dice no all'alleanza con i neonazisti. Guarda che foto, tutti che dicono no all'alleanza con i neonazisti. Qui ci fermiamo, ma tra poco torniamo in onda con i vostri WhatsApp. Scrivete go 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 340 6709 659. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
che massaggio, anche Francesco si sta facendo massaggiare dalla musica di questa pianista giovane che stiamo seguendo ormai da qualche anno. Si chiama Veronica Rudian, appena uscita con un nuovo album. Questo è l'estratto Silence. Lei compone, gira per l'Italia e per l'Europa. Il nuovo album, dal sapore pop melodico ma con sfumature rock, racconta ogni sfumatura di carattere personale di questa compositrice di Bordighera, provincia di Imperia, già apprezzata, devo dire, su molti media. È chiaro che questi sono artisti indipendenti, quindi non gireranno mai nei salotti importanti, ma comincia a farsi vedere su importanti reti e noi siamo molto contenti perché siamo stati tra i primi a scoprirla. Veronica Rudian, la pianista del giorno. Ogni mattina alle 8 gira un pianista, una pianista, non si usano più gli asterischi, ma soprattutto ogni mezz'ora mando in onda un artista indipendente sconosciuto ai più. Quindi se avete parenti, amici che suonano, ballano, scrivono, fateli scrivere anche a me, sammy.varin@radiolibertà.net, io li trasmetto. Così come trasmetto i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Prima di riprendere la lettura dei quotidiani, sentiamo i vostri commenti. Senti quella di Mario, è una meditazione particolare. Ho notato che anche a sinistra si parla poco di politica, perché si sentono imbarazzati nel vedere questi immigrati che vanno avanti e indietro dall'Italia all'Albania a spese nostre. È una meditazione decisa. Sono rimasti anche a sinistra a bocca aperta, così come lo è rimasto Sammy Varin questa mattina, che chiede a voi lumi: che facciamo su sto ping pong degli immigrati? Andiamo avanti ancora? Perché ci viene in mente che effettivamente sì, costa la cosa e non sta servendo a nulla, visto che sono i giudici che decidono loro cosa va fatto e cosa non va fatto. Tra poco decide l'Europa, verso metà mese. Sì, se la prendono comoda, è da mesi che aspettiamo. Che fare? Vi prego, aiutatemi. 340 6709 659. Lorenzo da Como, ora che Musk, presunto fascista, vuole far saltare l'Europa, così scrive oggi Repubblica, è proprio il caso di cantare Chi non salta comunista è, saltando tutti insieme allegramente. Bella questa, veramente. Sì, ci vuole far saltare Musk, scrive oggi il quotidiano Repubblica. Buongiorno, allora mandiamo i giudici in Albania. Ma sicuramente qualcuno si dichiarerebbe gay. La battuta che avete fatto voi, me l'ha scritta qualcuno. Io non c'entro, me ne lavo le mani e anche i piedi. Egregio signor Carlo. Stavo dicendo, ma chi è Carlo? No, è un messaggio vecchio. Oggi invece mi scrive: buongiorno Super Sammy, la fondazione Gimbe è l'ex ufficio di Angelo Borrelli, dove ci davano i numeri per il lotto, giusto? Buona giornata, Mattia da Padova, mamma mia. E oggi la polemicuzza su Gimbe comincia ad avviarsi, perché qualcuno in Fratelli d'Italia si è accorto, insomma, che questi di Gimbe scrivono tutto sempre contro il governo, contro tutti quelli che non sono di sinistra, e ai tempi dei vaccini, ragazzi. Tacciamo, no, non tacciamo. WhatsApp 340 6709 659. Non capisco perché sull'Albania decidono i giudici, basta, è ora di finirla, deve decidere il governo, deve decidere chi è stato eletto. I giudici sono dei funzionari di Stato e devono sottostare a chi guida lo Stato, che è stato eletto dal popolo. Bravo Cesare, ti voto. Buongiorno signor Varin, ma il problema, la maggior parte del problema, il problema dei problemi in Italia sono gli immigrati e non le bollette altissime, il costo della vita sempre più caro, la crescita zero sia economica che per la natività. Faccia lei. È vero Francesco, è vero, ma come vedi ci butto dentro di tutto nella problematica dei problemi. Buongiorno Sammy, vorrei sapere chi ha permesso alla cricca di giudici a cui è stata tolta la competenza di trasferirsi in blocco in corte d'appello. Questo è un piano palesemente eversivo, al di là delle scemenze che raccontano per non applicare la legge. Un saluto da Martin di Ravenna. Vero.
Caro Sammy, per risolvere questo problema bisogna ribadire che i confini dello Stato devono essere rispettati, pena gravi conseguenze. Se questo non è sufficiente, non resta che dichiarare l'Italia paese non sicuro. Voglio vedere allora cosa fanno le famigerate toghe rosse e i loro complici mainstream. Bravo Joe. Ciao Sammy, l'unica cosa da fare se possibile per la gestione migranti è togliere ogni potere ai giudici e ai magistrati. Solo il governo deve poter decidere in questo campo. Ci vuole una legge dove il giudice non possa assolutamente trovare un appiglio per bloccare sistematicamente ogni azione del governo. Non è sicuramente facile, ma se non riusciranno a fare questo, arriveranno migliaia di immigrati clandestini in Italia senza alcuna possibilità di bloccarli. Abbiamo vinto le elezioni e non è possibile che una magistratura politicizzata decida per noi e interferisca in ogni cosa che si cerca di fare. Scrive Carla. E vedi, alla fine siamo sempre qui a parlare di immigrati. C'ha ragione l'ascoltatore di prima. D'altronde, metto tra parentesi sommessamente, ogni immigrato che arriva qua è per noi la massima spesa possibile, perché il welfare, gli aiuti economici dello Stato e del comune ruotano attorno a lui, perché lui si dichiara povero, poverissimo, non può fare nulla e chiaramente dopo qualche mese arriva la famiglia, arrivano tutti i suoi componenti che sono poveri come lui, per cui il welfare non guarda più voi vecchietti, voi che non avete un lavoro, ma guarda esclusivamente questi personaggi e se per caso qualcuno ha qualcosa da dire si becca pure del razzista, tranquilli. Ritorno sui quotidiani, certo, andate tranquilli, continuate a scrivermi, siete indiavolati e io faccio del mio meglio per farvi incazzare ancora di più. 340-6709-659, sì è vero, scrive Giulio, una rassegna stampa così non la si trova da nessuna parte e per fortuna. Andiamo sul quotidiano La Stampa, che giustamente si preoccupa, come siamo tutti noi preoccupati, ma per fortuna Meloni c'è, dei dazi. L'Italia rischia 10 miliardi. Ira cinese, scatta il ricorso, il Canada reagisce, Trump diventi il 51esimo Stato USA. Anche noi ci siamo, se proprio ci vuole. No della BCE, risponderemo. I timori su agroalimentare e meccanica, Meloni media. Musk lancia il movimento Mega, tocca l'Unione Europea. Dici tu, tutta questa cosa, cioè, ditemi se non è un titolo completo, sono bravi, della Stampa sono bravi, non la vendiamo la Stampa, no, non la vendiamo. C'è un po' meno bravi, certo, però c'è la Segre e non poteva non esserci sulla Stampa, giusto che ci sia. Liliana Segre, intervistata oggi da Domenico Agasso sulla Stampa, Liliana Segre e l'AfD pronta a mostrare quei numeri tatuati sopra il mio braccio. Di fronte alle deportazioni di Trump, ai migranti respinti o rinchiusi solo perché colpevoli di essere nati altrove, non possono ricordare la sensazione di non essere voluti da nessuno. La sorte dei bambini mi è sempre stata a cuore, sono stata bambina anch'io e non potrò mai dimenticare quello che mi è successo. Vero, detta così fa impressione l'idea che questi migranti non li voglia nessuno, e chiaramente ci sentiamo un po' tutti colpiti, diceva cosa posso fare? E li rimandiamo in Albania, ma certo che siamo proprio cattivi. Oddio, sto diventando comunista, aiuto, lo psicologo, voglio lo psicologo del PD, mollo, via, vado io immediatamente dal quotidiano La Stampa che mi sta commuovendo. E allora per riprendermi faccio un girettino sul quotidiano La Verità, che apre con Grande fratello alla Procura di Roma, spiati e intercettati PM e finanzieri. Sotto la guida di Lovoi, l'uomo che ha indagato mezzo governo. Per una sospetta fuga di notizie, messi sotto inchiesta con captazioni ambientali gli uomini delle Fiamme Gialle che lavorano con gli inquirenti. Risultato, ascoltati anche tutti i magistrati che passavano di lì. Ecco il retroscena di un caso mai raccontato. Se vi interessa, oggi ne parla solo La Verità, così come oggi a pagina 5 Antonio Rossitto sulla Verità intervista a Roberto Vannacci. Porto la mia guerriglia dentro la Lega ma non fondo un partito. Titolo interessante.
porto la mia guerriglia dentro la Lega, ma non fondo un partito. Che fa il paio con quell'altro in cui diceva: in Veneto non mi candido, però non dico che non mi candido. I dazi di Trump non sono un dramma, ma l'Unione Europea ha paura di scoprirsi inutile, scrive ancora quest'oggi La Verità. I toni catastrofisti celano il timore che Donald negozi coi singoli paesi e non con Ursula. La cartolina di Mario Giordano è a Cara Salis. Lei non è una vipera, solo una che sa farla franca. Interessante, così come interessanti le interviste del lunedì, ce n'è una per Cirino Pomicino. Mandare in Libia al-Masri era sacrosanto, ma anche a Diva Zanicchi, il Cave Sanremo, rifarei tutto tranne Playboy. Beh, ma ai tempi, insomma, dai, scusa, non adesso, ma ai tempi ci poteva stare, ci mancherebbe. Libero, 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 spiazzati da Musk e Trump. La mega strizza dell'Europa, la mega strizza dell'Europa. Mega Elon lancia la campagna Make Europe Great Again. Facciamo un'Europa ancora grande e invitiamo i cittadini ad aderire. Gli USA prova ad alzare la voce contro i dazi, l'Unione Europea prova ad alzare la voce contro i dazi, nessuna risposta ferma se colpiti ingiustamente. Gli USA spingono per il voto in Ucraina, senza Zelensky la pace sarebbe più facile. In centropagina sul Libero la ritirata napoletana, con la gente che sta risalendo sui pullman, pochi bus e poca neve, un flop la domenica a Roccaraso, ma attenzione che adesso la TikToker li vuole portare a Ovindoli i napoletani. Mamma mia, chi ha paura dei napoletani? Insomma, un po' di paura ce l'abbiamo tutti, l'abbiamo avuta anche ai tempi della secessione. Che storie, ragazzi! Oggi ci saremmo divertiti come pazzi se facevamo ancora la secessione. Sarebbe stata una non stop notturna, per parlare contro i napoletani. Si scherza, dai, stiamo scherzando, siamo tutti un po' napoletani, ma minimo. Diciamo che qui al nord abbiamo imparato a fare la raccolta differenziata, ma giù a sud tanto si butta tutto quanto nello stesso posto e lo si brucia, e cosa la facciamo fare? Ti viene il dubbio che anche qui al nord vada tutto quanto in un viene il dubbiettino? Scrivetemelo il vostro dubbio, 340 6709 659, siamo sempre sul quotidiano Libero, che ci parla di un'altra cosa brutta, la amaxofobia, che non è la paura delle amache, no, chi ha paura di stare sull'amaca? No, è la paura di guidare. Si sta diffondendo la paura di guidare. Cosa brutta? Per niente, io sono contento. Se siete in meno a guidare c'è meno traffico. Ma soprattutto un'altra storia brutta è il fatto che ci sono troppi giovinastri che adesso non si fermano più allo stop dei carabinieri, scappano via. Questo è un problema davvero, e ne parliamo quest'oggi nella nostra rassegna stampa. Vaminga ben, come si dice. Da cosa cominciamo? Richiedetemi il vostro quotidiano preferito. Vai. Primo che mi scrive 340 6709 659. Aspetto, non mi muovo da qua finché non ricevo la richiesta del vostro quotidiano preferito. Giuro, anche se fosse Repubblica, io lo vado a leggere. Dai, velocissimi, 340 6709 659. Vediamo chi mi sta scrivendo. Boccalone, sì, ancora Libero. No, adesso è appena stato sul Libero un altro, facciamolo un po' strano, dai. 340 6709 659. Da quale quotidiano deve partire Sammy Varin? Guarda cosa stanno arrivando 3-4. La Verità, eccolo qua, il Giornale, sì, o neanche uno che scrive Repubblica. Come mai? Ma siete malati? Ma cosa è questa cosa? Va bene, la Nuova Bussola Quotidiana, adesso, mamma mia,
Ma questo c'ha il frigo vuoto, ma poverino. Caro Sammy, neppure io spreco qualcosa. Perché i giornalisti non vengono a casa mia? Certo, sono lombardo, ex missino, sovranista, ma soprattutto penso con il mio cervello. Scrive Marco. Scusa, Francesco, fai vedere il frigo di Marco. È completamente vuoto. Marco! Ma neanche l'immigrato clandestino c'ha un frigo così vuoto, c'hai soltanto la grattugia. Ma dai, ma non è possibile. Un ovetto, neanche quello. Mi mette una tristezza quel frigo, ragazzi. Va bene, va bene. Il manifesto, vedi, mi piace, c'è gente che lo fa strano, però oggi è lunedì e il manifesto non esce. C'è quello di ieri, ma non siamo aggiornati, capite? Va bene, ho capito, faccio da solo, sono capace. Vi porto emozioni quantificabili? Assolutamente no, andando proprio sul Corriere. Sì, perché comunque il Corrierone parla delle paure dei dazi in maniera molto potente. Si scrive a pagina 2: dazi, la reazione della Cina alla mossa USA, stesse misure. E tossisco perché chiaramente si parla di comunisti che addirittura vogliono ricorrere al WTO, signori, sono stati attaccati a ciucciare soldi cinesi dal WTO per anni, per decenni, ragazzi. Li abbiamo considerati un paese che stava crescendo lentamente, li abbiamo aiutati e noi italiani dicevamo: ma che cazzo sta facendo Prodi? Ma sarà il caso? Cioè, niente, li abbiamo fatti entrare nel commercio mondiale come niente fosse, adesso compriamo soltanto cinese. Dall'automotive alla farmaceutica, ecco i settori industriali più a rischio. Stiamo parlando naturalmente del primo blocco di dazi che è arrivato per Canada, Messico e Cina, ufficialmente in vigore dalla mezzanotte di domani. Quindi non ci riguardano, però potrebbero. Petrolio, il caro carburante si farà sentire. Metalmeccanico, trema l'industria dell'auto, in arrivo ondata di rincari. Medicinali, pericoli anche per l'export dell'Italia. Semiconduttori, barriere più alte per il tech, l'Asia nel mirino. Alimentari, frutta e verdura al supermercato costeranno di più. Siderurgia, perché sono sempre comunisti, siderurgia, nuova mossa antidumping, si scrive sul Corriere, ma ribadisco, queste sono le paure per coloro che i dazi ce le avranno già. Dall'Unione Europea, si scrive a pagina 3, il retroscena di Marco Galluzzo, arriva un'offerta: acquisti di armi e gas per evitare lo scontro. Oggi Meloni sarà a Bruxelles con gli altri capi di governo. I piani di emergenza erano già sul tavolo dall'estate. Ora che i dazi di Trump sono diventati realtà per il Messico, Canada e Cina, l'Unione Europea è pronta ad attuarli. Nel mirino delle nuove tariffe europee potrebbero finire prodotti americani come whisky, bourbon, motociclette Harley Davidson, SUV e pick-up. L'Europa potrebbe anche imporre restrizioni a colossi come Microsoft e Tesla. La Francia propone un Buy European Act per favorire i prodotti europei e ridurre le importazioni dagli Stati Uniti. Questo è il retroscena che campeggia sul quotidiano Il Corriere. Girando pagina, sempre sul Corriere, tanto per farvi godere fino in fondo, c'è l'Albania. Cosa fare con l'Albania? Le contromosse del governo: i trasferimenti non si fermeranno, siamo duri a morire, non molliamo. L'ipotesi di nuove regole sui giudici e la scelta sul ricorso. Le opposizioni, la Premier parli in aula. Dopo i 2 stop ai trasferimenti di migranti in Albania decisi dalla sezione immigrazione dei tribunali ordinari, una nuova legge voluta dal governo ha trasferito, ricordate, da dicembre, la competenza sui rimpatri accelerati ai giudici della Corte d'Appello. Ma venerdì anche i giudici della Corte di Appello non hanno convalidato il trasferimento dei 43 migranti nel centro di Giadè, confermando che l'attuale normativa non consente automatismi nel rimpatrio di extracomunitari sbarcati sul territorio italiano.
Fratelli d'Italia denuncia i 5 giudici della Corte d'Appello arrivano dalla sezione immigrazione del Tribunale di Roma. Il governo, col ministro dell'Interno Piantedosi, sta studiando un nuovo decreto per fermare questo passaggio. Praticamente passano da una parte all'altra, sono sempre gli stessi poi che vanno a decidere. E stiamo a vedere soprattutto i vostri giudizi su questo argomento. Abbiamo bisogno dei vostri giudizi. Scriveteci 340 6709 659, perché poi alle 9 oggi arriva Molinari e qualcosa gli devo pur chiedere a Molinari su questo fronte. Che fare? Per fortuna che Sbarra non c'è. Cosa vuol dire? Vuol dire che, sempre sul Corriere, ma a pagina 10, l'intervista al segretario della CISL, che se ne va. Lascio, giusto rinnovare. Beh, dai, bravo. Landini trasforma il sindacato nel surrogato di un partito. Sbarra avanti con la legge sulla partecipazione dei lavori. Luigi Sbarra, 65 anni tra pochi giorni, nato a Pazzano nella Locride, studi e lavoro fin da ragazzo per aiutare la famiglia, un diploma e poi la scuola quadri della CISL a Taranto, gli scritti di Giulio Pastore, Mario Romani, Aldo Moro, Franco Marini, il suo sindacalista di riferimento, una passione per i film di Tornatore, per quelli tratti dai libri di Guareschi. Lui, come Don Camillo e Maurizio Landini, il segretario della CGIL nella parte di Pepone, paragone arcaico, ma certo i rapporti tra i due grandi sindacati attraversano uno dei periodi più aspri di sempre, specialmente adesso che si discute la legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, ribattezzata come legge Sbarra. Fatto sta, insomma, segretario, lei lascia la guida della CISL, non ha mai pensato di cambiare la normativa del limite a 65 anni e di restare? E dice giustamente Sbarra, no, rispettare le regole è un dovere, soprattutto per chi ricopre ruoli di responsabilità. Credo nel rinnovamento che apre spazi ai più giovani e garantisce un futuro solido per la CISL. Si può continuare a contribuire al sindacato in molti modi, anche fuori dai ruoli del vertice. E quindi Sbarra se ne va e lascia a Daniela Fumarola. Sì, se volete acquistate il Corriere, l'intervista va avanti, molto avanti. Ancora quotidiani, signori, mi state richiedendo, mi avete richiesto il giornale. Certo, oggi veramente sono tutti stracolmi, farciti, fanno ingrassare, però è giusto, l'argomentazione è varia e variegata, da Mega ai dazi, i clandestini, Gimbe, Vannacci, e la gente che non si ferma più all'alto della polizia, e chiaramente sono tutte argomentazioni che poi trovano seguito nella programmazione di questa radio, perché ci chiamiamo Radio Libertà, è il bello che poi commentiamo insieme tutte queste notizie nel corso della giornata. Sul quotidiano Il Giornale, a pagina 4, dazi. Ecco il Made in Italy che rischia. L'Unione Europea fa grossi affari negli USA. Roma esporta soprattutto macchinari, farmaceutici e auto. A rischio fino a 12 miliardi in caso di maxi dazi al 20%. Oltre la metà del giro d'affari verso gli USA fa capo a 3 regioni. Indovinate un po'? Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. Nell'ultimo decennio gli scambi di beni tra Europa e la principale economia del pianeta sono raddoppiati. La Germania vanta il maggiore surplus, 80 miliardi. Quindi si comincia a fare i conti in tasca, ma tranquilli, a pagina 5 c'è Musk che sbarca in Europa, rifacciamola grande. Mr. Tesla, unitevi al movimento che ricalca quello trampiano. Gli intrecci tra politica e affari, scrive Matteo Basile. Il ciclone Musk arriva sull'Europa e insieme al vento di cambiamento soffia anche quello delle polemiche, perché dopo aver contribuito non poco alle elezioni di Donald Trump negli Stati Uniti, fino a diventarne braccio destro, sostenendo con soldoni e posti in serie il movimento MAGA, Make America Great Again, adesso lancia il MEGA, Make Europe Great Again, sbarcando di fatto nel vecchio continente. Un'operazione politica globale mai vista prima per i sostenitori dell'uomo più ricco del pianeta. Un'invasione di campo che sa di ingerenza per interesse personale, per i critici di Mr. Tesla, ma il ciclone è così, quando arriva lo fa in maniera dirompente. Signori, tutto da leggere, l'articolo a pagina 5 sul quotidiano Il Giornale.
giornale ed è arrivato anche il cappellino, lo voglio, è già oggetto di culto. Il gadget attraversa l'oceano, arriva da noi, non è ancora ufficiale, ma in rete sta già spopolando il cappellino rosso, proprio il rosso bisognava scegliere, con scritta bianca e lo slogan Make Europe Great Again. Facciamo l'Europa di nuovo grande. Io lo compro e lo dipingo di verde. La Germania, 3 settimane dal voto, sempre più acceso lo scontro politico. Berlino in piazza contro l'asse CDU-AfD, noi le persone per bene. Guarda quanta gente che manifestano, che non vogliono quelli di destra in 250.000 per le vie della capitale, rimpiangiamo la Merkel. Mi manca il fiato. E l'estrema destra vola nei sondaggi. Beh, sfido, se uno dice rimpiangiamo la Merkel, ma piuttosto, ragazzi miei, sì, molliamo ancora questi argomenti, ma oggi il giornale è veramente pieno di emozioni. Il consiglio del Semivarin, non l'avete mai comprato? Fatelo quest'oggi. Scenari politici, pagina 7, il nodo immigrazione, PD, ONG, Salis e Arci, chi tifa per i clandestini, sparate contro il governo al presidio di Bari per il rientro dei migranti dall'Albania, deportazioni, torna la frasettina magica, pur di attaccare il governo alle politiche sull'immigrazione dell'esecutivo, ONG, associazioni e politici di sinistra finiscono per schierarsi dalla parte dei migranti entrati illegalmente in Italia. Viene da chiedersi in quale altro paese al mondo non solo si accoglie a braccia aperte chi compie un reato entrando in modo irregolare nel territorio nazionale, ma si organizza pure il ricevimento di benvenuto con tanto di striscione welcome. La sinistra italiana ci ha abituato anche a questo, e alla notizia che la Corte di Appello di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti in Albania c'è stato un profluvio di dichiarazioni contro il governo Meloni che si è ben presto trasformato in una mitizzazione di quei 43 migranti trasformati in nuovi paladini. Così Francesco Giubilei a pagina 7 del quotidiano Il Giornale, su cui torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Inizio di settimana all'insegna di residuo maltempo al sud, al mattino ancora piogge dal meridione fino all'Abruzzo, con tendenza verso un graduale miglioramento, bello e soleggiato altrove. Nel pomeriggio ultimi rovesci specie tra Basilicata, Calabria, Sicilia e Salento, alta pressione in rimonta sul resto del paese con tempo stabile ed asciutto. Venti in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti, ricordo è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni.
Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 flaconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 44 08 oppure visitate lecatier.it. Ciao! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ma certo, è quasi una colonna sonora questo pezzo, colonna sonora del nostro lunedì mattina. Dobbiamo essere vispi, allegri e soprattutto aperti a tutte queste novità riportate oggi sui quotidiani. Buongiorno da Sammy Varin, c'è anche Francesco in regia. Buongiorno a tutti voi che state scrivendo al 340 6709 659 per commentare le notizie del giorno dai quotidiani di quest'oggi. Quello che abbiamo ascoltato era Northern Ice di Ezio Paloschi, compositore, talent scout e produttore, titolare dell'etichetta discografica Out Recording Studio nel Bergamasco. Bravo Ezio Paloschi, che ci regala anche colonne sonore che ben si prestano alle notizie agguerrite che ci sono quest'oggi sui quotidiani. Buongiorno a Paola che ci vota La Verità. Buongiorno Sammy, la prima volta che scrivo qui, La Verità è musica per le mie orecchie. E allora, carissima
ma ci vado tra poco sul quotidiano La Verità. Prima però giustamente ero sul Giornale a pagina 7, oltre a titolare PD, ONG, Salis e Arci, chi tifa per i clandestini, gli hanno fatto la festa a quei 43 che sono ritornati in Italia, c'è anche la statua per il Che Guevara, signori, a Carrara, Bufera a Carrara, dove il 31 gennaio è stata inaugurata la prima statua in Italia dedicata a Ernesto Che Guevara, con tanto di peana della sindaca Dem Serena Righi, che ha parlato di icona di libertà e diritti. Affronto alle vittime del comunismo per Fratelli d'Italia sconcertante, fu strumento di Fidel Castro per la Lega. È chiaro che è una maglietta di Che Guevara e chi non ce l'ha a casa? Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale. Chi ha paura dei napoletani? Chi ha paura? A pagina 17 oggi ancora su tutti i quotidiani non c'è stata l'invasione Roccaraso dalle folle al flop, la TikToker ora Ovindoli. Ieri è stata una domenica quasi normale nella località, una settimana fa in Tilt. I blocchi, il maltempo, la partita arrivano solo in 2500, la decrescenzo non va, se manco niente pienone. Fatto sta che adesso siamo tutti lì ad aspettare dove li porterà la prossima volta, che uno dice ma siate contenti. Mi dicono che addirittura c'erano i negozianti che hanno abbassato le serrande ieri per paura dei napoletani. Ma siete scemi, ragazzi? Cioè, hanno mollato giù un fracco di soldini questi napoletani? Sì, un po' strana sta cosa, che erano tutte 20 euro. Viene un po' il dubbiettino. Ma adesso avevano appena prelevato al banco, ma no, state lì a guardare anche la caratura del soldo. La Cina è più vicina, scrive Il Giornale. In quanti siete andati ieri a festeggiare il Capodanno cinese? Bastardi! No, scherziamo, però giustamente è una cosa bella anche coreograficamente. E poi quante cose ormai compriamo dai cinesi? Capodanno del Dragone da record a Milano in 16.000 Chinatown, varchi e metal detector. Sì, dai, me ne avete votato, è giusto andare sul quotidiano La Verità. Sono passato da Gimbe, mamma mia. Dopo torno anche su Gimbe, mamma mia, quante argomentazioni. Il quotidiano La Verità, all'interno della Verità c'è, allora, devo dirla, un'intervista con Paolo Cirino Pomicino, che non è niente male, il rimpatrio di Al-Masri è sacrosanto, l'ex ministro DC dichiara: si chiama ragione di Stato, rischiavamo di essere invasi da centinaia di migliaia di migranti. Oggi la politica è subalterna ai PM, bisogna separare le carriere, il nuovo centro di Prodi è una sciocchezza. E direi che solo per questa intervista già guadagna 100 punti La Verità. Ma nella pagina successiva, piatto ricco, micificco, c'è il generale Vannacci, che viene intervistato anche da un altro quotidiano, dal Tempo, ma qui l'intervista è completa. Non fondo un partito, resterò nella Lega finché sarà coerente. Siamo coerenti? E lui ci resta. Non siamo più coerenti e Vannacci fonda un partito, se non l'ha già fondato. L'europarlamentare: se utile al Carroccio il mio movimento sarà Lista Civica. Non tradirò Salvini, sono un uomo di parola. E sta cosa della parola ci piace. Antonio Rossito intervista Vannacci sulla Verità. Riemerso dalle acque della Versilia dopo il bagno d'inizio anno annunciato, il 2025 sarà frizzante. Dice Vannacci: sono in programma grandi sfide, dalle elezioni regionali al congresso nazionale. Avremo la possibilità di sorprendere molti che già ci considerano ininfluenti. Un inatteso trionfo. Lo vedremo solo al traguardo, ma ci alleniamo per quello. Il generale Roberto Vannacci, valoroso eurodeputato leghista, è più tonico che mai, risponde Vannacci. Per fare questa intervista ho rinunciato alla palestra serale. A Bruxelles pare sia il primo ad arrivare lunedì mattina e l'ultimo ad andar via venerdì pomeriggio. È un brutto vizio, dice Vannacci, dal quale non riesco a sganciarmi. Alle 6:45 sono in ufficio, passo dalla porta centrale perché le altre sono chiuse. Mi alzano la
saracinesca perplessi, pensano sia un matto probabilmente, non sono abituati al rigore. Sto cercando di capire al meglio come funziona il Parlamento, dice Vannacci. Non è solo il mio primo mandato, ma anche la mia prima esperienza politica. Prendo molto seriamente il lavoro in Europa. L'approccio resta militaresco, gli dice il quotidiano La Verità. Rigoroso, risponde lui, l'ho ereditato dalla precedente vita. Quando torna in patria nel fine settimana corre da un incontro all'altro. Dice Vannacci, ne faccio almeno 3 a settimana. Presenta i suoi libri? Ormai sono solamente spunti per parlare di politica, sicurezza, immigrazione, guerra, relazioni internazionali. Una campagna elettorale permanente? In pratica sì. Il mio rammarico è di non riuscire a onorare tutti gli inviti che ricevo. Ogni evento a cui partecipo è sempre sold out, come quello di domenica a Verona. Hanno esposto la locandina, 2 giorni dopo i 450 posti disponibili erano già esauriti. A Cagliari lo scorso novembre sono venute più di 1000 persone. In Sardegna aveva protestato un gruppo di giovani antifascisti. A Chiesina Uzzanese, dove è atteso il prossimo sabato, si rivoltano pidini e associazioni gay. Risponde il generale. Hanno chiesto di cancellare l'incontro. Questo rivela intolleranza e la tirannia che invece imputano a me. Una parte della sinistra resta dittatoriale, non conosce i principi della democrazia e della libera manifestazione del pensiero. Il movimento che prende ispirazione dal suo bestseller, Il mondo al contrario, correrà alle prossime regionali? Chiede Rossitto della Verità al generale Vannacci. È un comitato culturale nato dopo la pubblicazione del libro nell'agosto 2023. Intanto sono diventato un politico, è normale quindi che questa associazione si trasformi, prenderà ispirazione dalla guerriglia, non è prevista nessuna gerarchia, i gruppi agiranno in base ad alcune direttive, ci sarà un nuovo statuto con un diverso scopo, non diventerà un partito però. Una lista civica? Certamente, dice Vannacci, se aumenta il numero dei miei sostenitori cresce anche la Lega, io sono sempre stato attento all'obiettivo, il nostro è raddrizzare il mondo, lo strumento per raggiungere questo scopo esiste, si chiama Lega. Se domani dovessero crearsi presupposti diversi la situazione potrebbe cambiare, ma adesso non ci sono ragioni per creare un nuovo soggetto politico. Avrete dei vostri candidati comunque. Ovvio, risponde Vannacci, alle scorse regionali in Veneto ha corso la lista Zaia per dare maggior peso al candidato alla presidenza. Nessuno ha gridato allo scandalo, mi pare. Lo stesso potrebbe verificarsi ora in altre regioni se venisse considerata una mossa tatticamente utile. Quando vale l'ipotetica formazione Noi con Vannacci? Non ne ho idea, mai fatto sondaggi quando sta per quanto vale. Con altrettanta franchezza le dico però che riscontro una grandissima simpatia ovunque vada, sia in Italia che all'estero. Immagino quindi che esista una solida base elettorale disposta a votare per me. In Toscana, dove lei vive con la famiglia, si candida a governatore? Risponde Vannacci. Non sono stato io a propormi. Molto spesso si fanno i conti senza l'oste. Comunque è una cosa che andrà discussa. L'ipotesi verrà presa in esame quando insieme a Salvini tracceremo la strategia per avere il massimo risultato in tutte le regioni che andranno al voto. Sembra carezzare l'idea. Dobbiamo prenderla in considerazione. Da bravo generale non scarto mai nessuna possibilità. Zaia intanto vuole il terzo mandato. Sono per il rispetto delle regole, dice Vannacci. Se esiste una norma è giusto che venga applicata. Era considerata sorpassata? Bisogna provvedere in tempi non sospetti. Farlo ora a ridosso della tornata fa pensare a un provvedimento di contingenza. Un po' vago, gli risponde il quotidiano La Verità. Non credo che motivazioni valide allora non lo siano più adesso. Tra l'altro non si possono applicare eccezioni solamente in Veneto o in Campania perché c'è qualcuno che scalpita. Sembrerebbe una cosa fatta a personam, dunque molto antipatica. Il governatore leghista ha eccepito su alcune sue dichiarazioni, le classi separate per i disabili e Mussolini statista. Risponde il generale, se avesse letto con attenzione le interviste non avrebbe potuto dire nulla. Per bambini e ragazzi disabili, come ho spiegato, servirebbero strutture adeguate. Quanto al duce, un'altra tecnica del politicamente corretto che cambia il senso delle parole. Ho verificato a posteriori, anche l'enciclopedia Larousse lo definisce così, uomo di Stato.
Vannacci, candidato da indipendente, ha trascinato il carroccio alle europee con oltre 500.000 di voti. Nemmeno un po' di riconoscenza, invece. Sono un uomo paziente, ovvero sono sicuro che abbiamo imboccato la direzione giusta. È la solitudine dei numeri primi, per citare il famoso romanzo? Non l'ho letto, le posso però dire con certezza che la base elettorale del partito mi vuole un gran bene. Sono stato a Pontida e tutti mi hanno acclamato. Peraltro continuano ad avere riscontri ottimi quando vado in giro per strada, così come agli incontri che organizzano. Vedo un grande consenso sia nella Lega che fuori di Lega. Probabilmente con alcuni leader del partito non c'è una grande conoscenza ed è normale. Io sono venuto fuori da un cilindro, abbiamo avuto poche occasioni di confronto, è comprensibile che tra persone insieme da una vita e il sottoscritto appena arrivato ci sia una certa freddezza, fa parte della dialettica interna. Così va il mondo, però non ho mai avuto conflitti con nessuno, anzi molto spesso ci sono state discussioni proficue e cordiali, ottimi rapporti con Salvini, ma pure con altri esponenti storici del partito, ad esempio il ministro Calderoli. A Pontida ci siamo scambiati idee e abbiamo riscontrato convergenze. Mi ha anche invitato a pranzo. Cosa avete mangiato? Specialità calabresi. A me piacciono moltissimo, tra l'altro. Il patto dell'anduia, una cosa simile. Lombardi e Veneti spingono per un ritorno alle origini. Meno Lega Nazionale, più Partito del Nord, risponde il generale Vannacci. Nessuno vuole trascurare una parte dell'Italia per dedicarsi a un'altra. Credo che la richiesta sia di una maggiore attenzione alla necessità dei territori da ovunque esse provengano. Questo ridarebbe uno sprint a tutto il partito. I colonnelli lamentano una crisi di identità. Non è vero, dice Vannacci. La Lega oggi è l'unico partito italiano veramente sovranista che ha dimostrato coerenza con le proprie idee. Come? In Europa ci siamo opposti all'elezione di von der Leyen senza contraddirci né scendere a compromessi. Abbiamo votato contro la guerra a oltranza e l'impiego delle armi occidentali in Russia, oltre altre formazioni politiche hanno dimostrato più incoerenza. Fratelli d'Italia ha votato contro la Presidente della Commissione, ma a favore della Commissione, assumendosi una grande responsabilità. Forza Italia vuole vietare il gas dall'Azerbaigian. È un'assurdità, le nostre industrie chiuderebbero e i cittadini non potrebbero più scaldarsi. Dunque, sono sicuro che il tempo ci premierà. Nell'attesa si dibatte, la Lega è alla vigilia di un congresso federale, da sempre in prossimità di simili eventi ci sono ampie discussioni, accesa dialettica, dice Vannacci, ma la linea tracciata a Pontida è chiarissima, inutile continuare a ragionarci su, al raduno c'erano tutti i leader sovranisti d'Europa. Il generale vuole farsi le scarpe al capitano, teorizzano i malevoli? Non è vero assolutamente, dice Vannacci, se avessi voluto me ne sarei già andato per conto mio. Prima delle elezioni la sinistra diceva Vannacci prende il taxi, anche a destra qualcuno ne era convinto, invece sono ancora qua. Le davano del furbacchione, dicevano che avrei fatto il mio partito abbandonando la Lega, ma non è successo, sono una persona che crede nella parola data. Questo mi contraddistingue da molti altri politici che la considerano un orpello. Fino a quando non sarà tradita andremo avanti insieme. Nessuna defezione? Non mi discosto dalle premesse alla base della nostra collaborazione. Sovranità, identità, sicurezza, interesse nazionale, stop all'immigrazione clandestina. Però, se poi la Lega dovesse decidere di andare per conto suo perché questi principi non vanno più bene, prendendo una deriva diversa, a quel punto non sarebbe più un tradimento da parte mia. Al momento mancano però i presupposti. Quest'oggi il quotidiano La Verità intervista Roberto Vannacci. Per La Verità intervistato anche dal quotidiano Il Tempo, che più avanti vi leggo. Ultima segnalazione, si fa per dire, dal quotidiano La Verità, che è veramente ricchissimo anche quest'oggi, a pagina 12, bella frase, bell'articolo di Giuliano Guzzo a proposito delle nostre radici: lunga vita ai nonni. Depositari della storia della propria famiglia, i nonni rappresentano un supporto fondamentale per i genitori che lavorano a tempo pieno, e più studi rivelano che i bambini da loro accuditi vantano un maggiore benessere psicofisico. Un paginone che ricorda come anche la Chiesa omaggia gli anziani, da sempre angeli custodi della fede.
Giovanni Paolo II dedicò loro una lettera. Benedetto XVI denunciò chi li emarginava. Bellissime meditazioni sul quotidiano La Verità quest'oggi, con l'intervista a Giuseppe Zoli, l'ex prosindaco di Milano, dichiara: i nonni sono visti come un baluardo contro la cancel culture. Con la mia associazione lotto per valorizzarli. Oggi sono ripudiati perché si vuole demolire il passato. Tutto da comprare quest'oggi il quotidiano La Verità. Mentre siamo alle 8:53, signori, WhatsApp al 340 6709 659. Restate lì perché tra una manciata di minuti arriva Molinari e poi tocca ai vostri WhatsApp. Intanto però faccio in tempo a tuffarmi a proposito sempre del più richiesto, e sì, e sto parlando proprio di lui, certamente, il generale Vannacci. Me l'avete richiesto in 25 e vi leggo anche la pagina 9 del quotidiano Il Tempo, dove Vannacci fa una dichiarazione interessante. Verso le regionali, tornado Vannacci sul Veneto. Mai detto che mi candido, ma non lo escludo neanche. Il generale Vannacci a Venezia chiude al terzo mandato per Zaia. È tardi, ma assicura sintonia con la Lega. Sceglieremo la strategia migliore. Ci sono politici che seguono la corrente, politici che provano ad andare spesso con risultati disastrosi controcorrente, politici che la corrente la creano dal nulla, scrive Cristian Campilli oggi sul Tempo. Con una mezza frase, un movimento della testa, una maglietta indossata, indipendentemente dal giudizio che si possa avere dall'uomo, dalle sue idee, nessun osservatore dotato di un minimo di acume e di onestà intellettuale può negare come Roberto Vannacci appartenga senza ombra di dubbio al terzo gruppo sopracitato. È bastato infatti un viaggio e un paio di concetti per sollevare un polverone sul Veneto, sulle prossime elezioni regionali, sugli assetti del centrodestra, sul tema più caldo, sulla laguna, il terzo mandato ai governatori e ai sindaci. La cronaca racconta come l'uomo dalle 5 Stelle sia andato a Venezia sabato pomeriggio, in uno degli angoli d'Italia dove le recenti elezioni europee il rappresentante della Lega ha incassato maggiori consensi. Come esponente del Carroccio e personalità politica ho preso 142.000 preferenze a nord-est, 72.000 in Veneto, qui molte persone mi incitano ad andare avanti. Fin qui il messaggio è stato chiaro, trasparente, persino sibillino, ma in questa fase a Verona come a Belluno la tensione politica si taglia con un grissino, perché Salvini ha più volte ribadito l'importanza simbolica, oltre che pratica, visto la quantità di PIL prodotto, che quel territorio racchiude per il suo partito e che la vicenda terzo mandato e quindi ricandidabilità di Luca Zaia sia ancora un tema sul quale discutere con gli alleati di centrodestra. Questa frase ha sollevato un vespaio di polemiche perché non è stata esclusa la possibilità che possa esserci una lista Vannacci, magari schierata a fianco della Lega alle prossime regionali, ma in modo autonomo. Un'ipotesi che, inutile girarci intorno, cambierebbe in un amen tutto lo scenario dell'interno centrodestra, perché Vannacci è uno di quei politici che catalizza su di sé l'attenzione dei media e degli elettori. In Veneto abbiamo grandi progetti, una lista alle regionali? Non lo sappiamo ancora, ma Vannacci ci sarà e cercheremo di ottenere il massimo risultato in questo territorio. Come? Lo vedremo, ma non lo dico ora. Non vorrei togliere l'effetto sorpresa. Ne parleremo assieme alla Lega, scegliendo la strategia migliore. Se il centrodestra va compatto, siamo una piccola parte, ma se la Lega va da sola, noi stiamo strategici. Vannacci ha poi toccato un tasto delicatissimo, la questione terzo mandato. L'elettore ha sempre ragione, il problema dei mandati non si dovrebbe porre, ma qualcuno ha posto delle regole, visto che mi piace il rispetto delle regole, quando ce ne sono vanno rispettate. Oppure le avrebbero dovute cambiare in tempi non sospetti. Farlo a ridosso delle elezioni sembra sempre un provvedimento ad personam e farlo per tutti, non solo per i casi eccezionali. Una posizione che più maliziosi hanno voluto vedere come una sorta di attacco personale a Zaia e indirettamente a Salvini. Ieri pomeriggio, incuriositi dalle ricostruzioni di questo turbolento sabato pomeriggio, abbiamo contattato telefonicamente Vannacci per capire cosa ci fosse di vero, se stesse effettivamente preparando un nuovo partito, se in Veneto si presenterà con un proprio simbolo, se sarà lui in prima persona a scendere in campo.
No, mai detto che mi sarei candidato, ma non l'ho neanche escluso. Ho detto che ci saremo con la Lega e che sceglieremo la strategia più opportuna per raggiungere il miglior risultato. Un tornado, quello di Vannacci, che sarà decisivo alle prossime elezioni in Veneto. Dalle retrovie o in prima persona, in base alla tattica giudicata più efficace per giungere alla vittoria. Così sul Tempo quindi si parla di un Vannacci candidato in Veneto, così come dall'altra parte sul quotidiano La Verità si parlava oggi di un Vannacci candidato in Toscana. Vannacci di qua, Vannacci di là, Vannacci, accidenti. Fammi andare su Repubblica, perché a proposito di candidature, a pagina 13 del quotidiano Repubblica c'è l'intervista a Fedriga. Nella Lega non siamo replicanti, giusto spostare il voto per le regionali. Nel nostro partito ognuno ha la propria fisionomia, non sono tutti uguali a Salvini o a me. A Matteo spetta la sintesi. Le elezioni slittino nel 2026, l'autonomia differenziata è un processo che non si fermerà. La maggioranza rifletta sul terzo mandato, non è giusto limitare per legge la sovranità popolare. Così oggi Massimiliano Fedriga, il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, 44 anni e già al suo secondo mandato, parla del congresso leghista di primavera e delle sfide della destra, senza esasperare i toni con i meloniani, fissando però alcuni paletti, sia al terzo mandato, anche per lui, pressing per far slittare le regionali a primavera 2026, tempi rapidi per riprendere in mano l'autonomia differenziata. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Una frase che diciamo spesso, ammesso e non concesso, è la nuova canzone di Michele Camillò, cantautore, chitarrista, scrittore e attore da Roma.
Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che si collega per qualche minuto perché di frettissima sta per entrare in un convegno, ma non ci dice mai di no. Il capogruppo alla Camera della Lega, segretario piemontese della Lega, Riccardo Molinari, buongiorno. Buongiorno Sammy, un saluto a tutti. Sempre gentilissimo. Senti Riccardo, che succede? Sti centri per immigrati in Albania. Io oggi ho chiesto lumi ai nostri ascoltatori che cosa fare. L'Europa li apprezza, i magistrati decisamente no. Il governo che viene avvisato è un teorema che insomma è un cocktail esplosivo che ci fa arrabbiare moltissimo, ma chiaramente la sinistra dice state spendendo un fracco di soldi avanti e indietro, sti ping pong, immigrati di qua, immigrati di là. Che cosa possiamo fare a questo punto su questo fronte? È una prova di forza che deve continuare? Serve davvero? Ma soprattutto il fatto che l'Europa ci abbia applaudito su questo fronte, a questo punto ci converrebbe davvero aspettare i mega giudici europei che forse si svegliano per la fine di febbraio. Beh sì, a questo punto la speranza è che arrivi più presto questo parere della Corte europea, perché alla fine l'ultima vicenda è una vicenda in cui i magistrati hanno in qualche modo anche contraddetto la Corte di Cassazione italiana, la Corte Costituzionale italiana, che avevano affermato quello che abbiamo sempre detto, cioè che la scelta dei paesi sicuri è in capo a ogni singolo Stato. Quindi come gli altri paesi europei decidono autonomamente quali sono i paesi sicuri che permettono le procedure semplificate di riconoscimento e rimpatrio, solo in Italia sembra che questa cosa non si possa fare perché ogni singolo caso viene messo in dubbio perché appellandosi al fatto che bisogna valutare i singoli casi uno per uno, ma se si valutano sempre i singoli casi uno per uno viene meno la regola generale. Quindi è un cane che si morde la coda. Io capisco anche il nervoso di tanti cittadini perché è evidente che fa rabbia vedere questo avanti e indietro delle navi con gli immigrati sopra per 40 per volta, però il centro in Albania è parte di una strategia di contenimento dell'immigrazione che sta funzionando, perché comunque al netto del mese di gennaio dove sbarcano sempre poche navi e quindi basta che arrivino un paio di navi in più e aumentano le percentuali, ma l'anno passato abbiamo avuto meno 65% di sbarchi. Quindi vuol dire che la linea del governo di non fare l'accoglienza diffusa ma di farla nei grandi centri, di tagliare i 35 euro al giorno, di tagliare la rete dei CAS e inserire nei percorsi di integrazione solo gli immigrati che ottengono il permesso di soggiorno o di prolungare la permanenza nei centri di permanenza sta funzionando. Questo dell'Albania chiaramente mediaticamente non fa fare bella figura al governo, ma penso che tutti quanti abbiano capito che c'è chiaramente una parte della magistratura che sta ostacolando il governo dal portare avanti questo progetto, nonostante siano state fatte le leggi, nonostante le leggi siano state dichiarate perfettamente costituzionali. Chiaro, e secondo i nostri ascoltatori comandano proprio loro, i magistrati. Non ti chiederò niente se ti è già arrivato il cappellino rosso del partito europeo di Musk, come lo chiama Repubblica, la chiamata di Musk alle destre, rifacciamo grande l'Europa, Vox, Le Pen e neonazi, la galassia nera usata da Mr. X per far saltare l'Unione, questo termine potentissimo utilizzato oggi da Repubblica, far saltare l'Unione. Chiaramente siamo qui a guardare, svolazziamo, che comunque oggi su tutti i quotidiani questa notizia del partito di Musk o comunque di questo invito insomma all'Europa ad alzare la testa, che ci piace, devo dire, sentire gli ascoltatori della nostra radio. Parallelamente a questo ti chiedo cosa si muove nel nostro buon vecchio Parlamento italiano questa settimana. Molinari. Questa settimana avremo il decreto sulla cultura, di quello che ha sentito parlare in questi giorni per una proposta emendativa della Lega che voleva togliere il vincolo di parere delle sovrintendenze per le decisioni in campo urbanistico dei sindaci, emendamento che poi purtroppo abbiamo dovuto ritirare perché non c'era l'accordo con i colleghi di governo, ma abbiamo presentato un progetto di legge a riguardo. E poi a parte questo sarà la settimana in cui capiremo se la sinistra rientrerà dall'Aventino o no, perché dopo la vicenda al Masri sapete che la settimana scorsa sono stati bloccati i lavori parlamentari, domani ci sarà una capigruppo alle 13 e capiremo se il governo in qualche modo vorrà spiegare la vicenda e se questo
porterà a una ripresa ordinata dei lavori o se le opposizioni continueranno a bloccare tutto. Quindi al netto dei temi che abbiamo in aula, penso che la parte più politica sia proprio capire come evolve questa vicenda al Masri e come il governo vuole porla nei confronti dell'aula. E noi seguiremo naturalmente in diretta che cosa succede in Parlamento. Ringraziamo come al solito per la gentilezza il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari. Grazie Sammy, un saluto agli ascoltatori, buona giornata. Qui Parlamento. Con il buongiorno rinnovato, Sammy Varin, Radio Libertà. Tra poco apriamo le linee e anche i vostri messaggi, ma prima qualche altra segnalazione. Ve l'ho detto, oggi sono ricchissimi i quotidiani. Sono sul quotidiano Il Tempo che parla della manovra a Tenaglia sulla Schlein. Conte flirta con Franceschini e i prodiani vagheggiano l'ulivo. Sul campo disintegrato Elli si difende, le alleanze si fanno con la società ed è tutti contro tutti. Rispunta Parisi, Bettini d'accordo con l'ex ministro. Tanto per migliorare ulteriormente, a Carrara, lo avete sentito, è spuntato la statua di Che Guevara, voluta da ANPI e CGIL e patrocinata dal comune di Carrara. Protestano Lega e Fratelli d'Italia, sconcertante che diventi icona di libertà e diritti. Ma un altro petardino è scoppiato in queste ore contro il Gimbe. A pagina 5 del quotidiano Il Tempo, carta bellotta del Gimbe, agente della sinistra. Insorge il centrodestra, fake news sulla sanità. Che qualche dubettino ce l'avevamo tutti quanti ai tempi del Covid, spuntato di colpo sto Gimbe che parlava, che diceva, che commentava, che bastonava. I dati smentiti da Zaffini di Fratelli d'Italia sul decreto liste d'attesa. Gasparri, Forza Italia, chiarire chi c'è dietro questa fondazione Gimbe. Duro attacco di Fratelli d'Italia al presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. Materia del contendere sono le dichiarazioni di quest'ultimo sui presunti ritardi nell'adozione dei decreti attuativi per il contrasto alle liste d'attesa. A 6 mesi dalla conversione in legge del decreto legge, dei 6 decreti attuativi necessari per dare piena operatività alle misure, ne è stato promulgato solo uno, quello sulle modalità di funzionamento della piattaforma nazionale delle liste d'attesa. Insomma, mancano le istruzioni per l'uso. Da qui la preoccupazione che nei giorni scorsi la Fondazione Gimbe ha espresso per quello che ha definito uno stallo che paralizza l'attuazione delle misure previste dalla norma, di fatto ritardando un provvedimento cruciale per i cittadini. Quindi stallo, paralizza, ritardando, cruciale, virgolettati che non sono andati giù a Fratelli d'Italia. Come spiegato dal presidente Cartabellotta, la Fondazione Gimbe ha condotto un'analisi indipendente sullo stato di avanzamento della legge, con l'obiettivo di identificarne le criticità di attuazione, informare in maniera costruttiva il dibattito pubblico e politico. Questo per evitare aspettative irrealistiche, tracciare un confine netto tra realtà e propaganda. Quindi c'è qualcuno che fa propaganda secondo il Gimbe, parole che hanno scatenato la dura reazione del senatore di Fratelli d'Italia Zaffini, presidente della Commissione Sanità e Lavoro di Palazzo Madama, che in una lunga nota ha accusato Cartabellotta di diffondere notizie non veritiere, di fare copia e incolla dai comunisti di AVS. E qua mi fermo, ragazzi, ma finalmente, dico io, e forse lo dite anche voi al 340 6709 659, qualcuno che si è accorto che questo Gimbe ho detto qualcosa. Salis, è uscita una nuova perla della Salis, eurodeputata di AVS, l'ex detenuta in Ungheria si rammarica perché ha dovuto scegliere in prigione se candidarsi oppure no, senza prima potersi confrontare. Salis eurodeputata controvoglia, io antielettoralista
cerco l'equilibrio. L'ultima perla di Ilaria Salis arriva da un'intervista concessa dall'europarlamentare di AVS al sito Iconografie, rilanciata dalla stessa ex detenuta in Ungheria. Salis risponde alle domande a partire dalla questione della detenzione, torna sulla sua proposta di abolire il carcere. Io sono convintamente abolizionista, intendo continuare a portare questo discorso nel mio lavoro istituzionale. Il problema è che in Italia questo tema è ancora marginale rispetto ad altri paesi, probabilmente anche perché, a differenza degli Stati Uniti, non abbiamo avuto una lotta radicale come quella per l'abolizione della schiavitù, afferma, osservando che l'abolizione delle carceri è un tema che va posto come propositivo, perché implica anche il ripensamento della società stessa, passando per un processo graduale, e richiama l'esempio dei Paesi Bassi, dove sono stati chiusi la metà dei penitenziari, passando per la depenalizzazione di svariati reati minori, trasformati in semplici infrazioni amministrative. Te che bel, così li abbiamo tutti quanti in giro questi. Ma la vera novità contenuta nell'intervista riguarda la sua candidatura e la successiva elezione al Parlamento europeo. Sembra infatti che sia diventata europarlamentare la Salis quasi controvoglia. Sentite qua, il mio caso è stato qualcosa di assolutamente non programmato. Io stessa sono stata per molti anni convintamente anti-elettoralista, mentre adesso mi ritrovo a essere una rappresentante eletta nei corpi della politica istituzione. Poverina. Eppure questo passaggio non si può scindere da quella che è stata la mia storia, avendo dovuto prendere questa scelta in prigione, senza potermi confrontare con chi avrei voluto. Certo, credo che sia stata la scelta giusta, è vero, ma sto ancora cercando di trovare un equilibrio in questa nuova dimensione, argomenta la Salis. D'altra parte, ritengo che coniugare le lotte dal basso e la politica istituzionale sia difficile, ma non impossibile, e mi auguro che la mia non resti una vicenda isolata, quindi che ci sia qualcun altro che si candida ed esce di prigione perché diventa parlamentare. Signori, che ne pensate? 3406709 sì, sto per aprire le vostre telefonate. Dai, chiamate 0292947222. Molliamo gli ormeggi. C'è Zelensky, ancora si fa sentire bene da un po', dai, che stava zitto. A pagina 17 di Repubblica, Zelensky frena gli USA, pericoloso escluderci dai negoziati di pace, cominciano a non invitarlo ovunque e questo si arrabbia. Contatti tra Mosca e Washington, lasti di Kellogg alla Russia, elezioni e tregua. Tornano gelo e bufere, dice il barometro in una Kiev insolitamente calda, e dalle parti di via Bankova sono già fulmini e saette. Il presidente Zelensky e i suoi consiglieri sono infuriati, preoccupati. Venerdì notte Trump ha tolto il velo del dubbio su un segreto già da tutti sussurrato, confermando che i contatti tra Washington e Mosca sono già solidi e si sta apparecchiando un tavolo senza la sedia per l'Ucraina. Ragazzi, senza sedia, Zelensky. Vado avanti mentre stiamo selezionando le chiamate allo 0292947222 per chi vuole parlare con Sammy Varini in diretta. A pagina 19 non potete mancare, su Repubblica c'è l'intervista ad Arcuri. Appalti Covid, i politici chiamavano ma li ho sempre respinti, io assolto dopo anni. L'ex commissario per l'emergenza virus, poi finito sotto processo, parla per la prima volta da quando fu rimosso. Mi ero autoimposto il silenzio, ora dico tutto, ragazzi miei. Impreparati a tutto, sono stati fatti tanti errori, però non c'è stata corruzione, con me la giustizia è stata lenta, ma alla fine è arrivata. Una battuta sulle bare di Bergamo, sentiamo cosa dice Arcuri. Mi ero dato una regola, non pensare alle vittime e al dolore dei loro familiari, non avrei retto. Ricordo tutto però, ogni sera nel nostro ufficio veniva una funzionaria del Ministero della Salute con un foglio in cui c'erano i dati della giornata.
giornata. Sulle colonne c'era il numero dei morti, dei contagiati, dei posti in terapia intensiva per ogni regione. In basso sulla destra c'era un solo numero, i ventilatori disponibili che potevano essere distribuiti quel giorno. Per quanto cercassi di essere statisticamente corretto, stavo decidendo dove era possibile vivere e dove morire, una cosa che non bisogna augurare a nessuno. Però delle bare non parla, e anche del fatto che fossimo gli unici al mondo a non distinguere tra chi moriva di altre patologie e no, morivano tutti di Covid. 0292947222. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno Sammy. Un problema sociale che diciamo non mi va giù, anche perché mi riguarda direttamente per mia moglie, che ha lavorato 18 anni in vetreria, lavoro pesante, poi ci siamo fidanzati, sposati, un figlio che ora è al servizio dello Stato e è rimasta a casa, non ha lavorato più. In quei 18 anni di lavoro loro gli danno una pensione, gli hanno dato una pensione minima attualmente che è di 212 ore. Prima, all'epoca del signor Giuliano Amato, perché lui, l'uomo che ha provocato questo, addirittura prendeva 110-120 euro. Ora io dico, questa è una vergogna, danno soldi a tutti di pensione, le minime, a chi non ha mai lavorato la sociale, chi ha lavorato per 18 anni solo perché è sposata e si è fatta una famiglia, ha cresciuto un figlio, gli danno solo quello che lei ha pagato di contributivo. Almeno gli dassero la sociale come a tutti gli altri. Tutto questo. Ecco, poi una cosa, chi è che della Lega che tratta di queste cose? Perché Durangone, là, quello di Latina, non lo voglio manco sentire, l'ho scritto, non ha neanche risposto. Chi altro c'è della Lega che tratta queste cose? Grazie Sammy. Grazie caro. Sicuramente Durigone è impegnatissimo, ma insisti con il Durigone. Poi abbiamo Claudio Borghi Aquilini, sicuramente fa da trade union su molte argomentazioni. Chiaro che lo Stato sopravvive proprio su queste nefandezze, su molti casi in cui uno non arriva agli anni giusti e quindi la pensione non la prende quella minima pensione che non gli permette certo di sopravvivere. Il quotidiano La Stampa, dazi, l'Italia rischia 10 miliardi. All'interno della Stampa si inizia a fare un po' i calcoli, dazi guerra totale, ira della Cina, scatta il ricorso, BCE gogna inaccettabile, risponderemo, Trudeau vi colpiremo con 125 miliardi di tasse, Trump, Canada, 51esimo stato. Chiaro che per il momento non si parla ancora di dazi per l'Italia, ma si cominciano a fare i calcoli e a pagina 3 della Stampa c'è il retroscena, meccanica, moda e alimentare, l'Italia rischia 10 miliardi di costi. Le tariffe americane potrebbero colpire 44.000 imprese del nostro paese, tra i settori più esposti anche la farmaceutica. Anche l'export può calare fino al 16%. La spada di Damocle dei nuovi dazi americani pende sui bilanci di 44.000 imprese italiane. Meccanica, sistema moda, agroalimentare, farmaceutica sono i settori più esposti. Stando a Prometei, le nuove sanzioni doganali che a breve l'amministrazione Trump potrebbe comminare all'Europa e quindi anche all'Italia potrebbero costarci da un minimo di 4 o un massimo di 7 miliardi di dollari in più all'anno, da 6 a 9 miliardi conteggiando i dazi applicati già nel 2023 al Made in Italy. Altre stime però si spingono anche oltre, arrivando sino a quota 10-12 miliardi. Chiaramente aspettiamo la Meloni, che oggi va proprio a parlare di questo in Europa. Gli USA sono il primo mercato al mondo per 43 prodotti italiani, dice Confartigianato. 0292947222. Pronto? Ciao, sono Marco D'Amalto. Oi Marco. Mi hanno messo indirettamente in diretta, pensavo ci fosse qualcuno prima di me. Vabbè, meglio così. Vai. Allora, io non credo che ci sia da preoccuparsi per i dazi di Trump. Io lessi ancora un articolo un paio di mesi fa ad un funzionario americano che diceva che Trump avrebbe fatto gli accordi bilaterali
praticamente come era accaduto nella prima presidenza Trump. Quindi tutto questo dovrebbe sicuramente favorirci, anche perché noi come siamo l'unica sponda sicura per l'Europa, per gli Stati Uniti, e anche perché poi all'interno dell'Unione Europea il problema principale è che ogni paese va alla fine per la sua strada. Ad esempio la Germania non vede l'ora che finisca la guerra, in un certo senso, perché potrebbe sicuramente accordarsi subito con la Russia per il gas, che potrebbe essere una cosa utile anche per noi. Però all'interno dell'Europa c'è anche chi non vuole assolutamente un nuovo ritorno agli accordi commerciali con la Russia, e anche gli Stati Uniti in un certo senso non vorrebbero che l'Europa si accordasse di nuovo con la Russia, sebbene gli Stati Uniti come arma per staccare l'unione tra Cina e Russia hanno la necessità di far rientrare Putin nel consesso internazionale, perché altrimenti l'accordo Russia-Cina forse non consentirebbe a Trump di far ritornare Make America Again, cioè gli Stati Uniti grandi. Quindi io direi di non preoccuparci, almeno perché non conviene agli Stati Uniti in questo momento inimicarsi l'Italia, essendo noi anche tra l'altro un importante punto strategico per il controllo dei Balcani e del Nord Africa. Ciao Sammy, grazie. Grazie a te. Alle 9.40 oggi c'è la consueta trasmissione Te la ridò io l'America e vediamo cosa si muove da quelle parti. Intanto sul quotidiano La Stampa ci sono le analisi di Alan Friedman a pagina 5, ma così finisce la leadership americana, per Donald le tariffe saranno un boomerang. Con i dazi rischia di spingere l'Europa nelle braccia della Cina, mentre Putin acquista potere ad est. Il bullismo allontana gli alleati e mina le basi della Pax americana. Alla lunga saranno gli Stati Uniti a rimetterci. Dall'altra parte Flavia Perina, mega il progetto di Musk per l'Europa è il sogno dell'internazionale sovranista. Il miliardario lancia la sigla per fare di nuovo grande il vecchio continente, ma tra i leader sale la preoccupazione per un attacco frontale agli interessi dell'Unione. Siamo sempre sul quotidiano La Stampa che intervista Liliana Segre, il ritorno dei neonazisti in Germania, rispondo mostrando il numero sul braccio. Ma c'è anche Romano Prodi a pagina 14, non aprirò la direzione del PD, che mi sembra una notizia. Il professore rifiuta l'offerta dei centristi di Castagnetti, agitazione nelle chat Dem e la segretaria non commenta. Sempre sul quotidiano La Stampa intervista anche a Michele De Pascale, il nuovo capo della regione Emilia-Romagna. Lo scontro con i magistrati arma di distrazione di massa. Schlein è forte e credibile. Così il presidente dell'Emilia-Romagna che dice i centri in Albania sono inutili. Romano è un padre nobile del partito, ascoltarlo è importante. E ancora, al PD serve una classe dirigente autorevole e plurale intorno alla segretaria. Ben venga un'azione sui dazi, ma se si rompe il fronte europeo non resta che invocare pietà. Il blocco navale è una grande presa in giro. L'unico rimpatriato è stato un torturatore libico. Bella battuta. Salvini si è difeso ed è stato assolto, ma la magistratura ha il diritto di verificare il rispetto delle leggi. Così Michele De Pascale, il capo dell'Emilia Romagna. Ancora sulla Stampa, Domenico Quirico, con lo show degli ostaggi a Gaza, Hamas tiene in scacco Israele. La messa in scena della liberazione è una prova di controllo del territorio di resistenza, ma ai jihadisti non interessa il pubblico occidentale, piuttosto quello arabo ed ebraico. Bel reportage di Domenico Quirico. A pagina 20 e quanto? 21. Intervista a Teresa Manes, lotta contro il bullismo per il mio Andrea, si è ucciso e nessuno ha mai chiesto scusa. Teresa Manes è la mamma dell'adolescente che ha ispirato il film Il ragazzo dai pantaloni rosa, che viene proiettato in questi mesi in moltissime scuole. Una prof mi scrisse di vivere il mio dolore in silenzio, da allora
combatto i pregiudizi nelle scuole. L'insegnante, come i suoi compagni, prendeva in giro Andrea per le unghie con lo smalto. Chiederò a Valditara di inserire l'educazione all'empatia nei programmi. Interessante. Quest'oggi, a pagina 21 del quotidiano La Stampa, l'intervista con la mamma di quel ragazzino. Ultimissime segnalazioni, signore e signori, mentre ho qua veramente decine se non centinaia di WhatsApp al 340 6709 659. Mi scuso con tutti voi, ma oggi i giornali sono particolarmente ricchi, questa cosa di mega, siamo tutti col cappellino rosso di Musk. Dalle 11 a mezzogiorno io torno in onda e vi prometto non ne lascerò indietro neanche uno dei vostri WhatsApp arrivati al 340 6709 659. Intanto Libero, prima pagina, spiazzati da Musk e Trump, la mega strizza dell'Europa. All'interno, a pagina 4, mentre l'Europa collassa, ecco perché sui dazi non serve la crisi isterica. Trump vuole trattare, c'è bisogno di azioni politiche intelligenti, non levate di scudi. Meloni, per il rapporto privilegiato con Donald, può essere decisiva e siamo assolutamente d'accordo. Poi certamente nella Roccaraso blindata pochi bus di napoletani per la gita a 20 euro, ma la neve dov'è? Non c'era la neve, sfido, vabbè che sei napoletano, ma non sei mica scemo, che cavolo, non ci sono andati. Quanti arrestati tra gli attori di Gomorra, la fiction dal libro di Saviano. L'ultimo arrestato è Marco Macor, fermato dai carabinieri per truffa. Prima di lui tanti artisti sono finiti nella rete della giustizia, tutte le accuse dalla droga al riciclaggio. Ma soprattutto a pagina 15 di Libero, poi alle 11 ve lo leggo questo articolo, in Italia sta crescendo la paura di guidare. Colpisce sia giovani che adulti. Sfido con la gente che c'è in giro, ragazzi. Viene definita amaxofobia, l'ansia di mettersi al volante, che oggi riguarda fino al 33% della popolazione. Ecco i consigli per superarla. Ma subito sotto, attenzione, vergognoso, la moda di non fermarsi all'alt delle forze dell'ordine. Fammi vedere quest'articolo, ragazzi, ne parla soltanto Libero. Lo sfogo del ministro dei trasporti Matteo Salvini è un crimine. Fatto sta, dopo il caso Rami, troppi casi da nord a sud in cui i guidatori sono fuggiti. 4 gli episodi soltanto nell'ultimo weekend. Non fermarsi all'alt di polizia e carabinieri è un crimine, chissà se lo capiranno anche alcuni ben pensanti. Così il vice premier, il ministro dei trasporti Matteo Salvini, lancia lo sfogo sulla pagina di X. Non si parla però qui del caso Rami, o almeno non solo, con questa stoccata da alcuni ben pensanti. Salvini si riferisce ovviamente al fiume di polemiche e discussione che tiene banco da qualche mese, da quel giorno, ma sono in troppi che stanno imitando Rami. E qui mi fermo.